A forza di ripetere che nel quartiere della stazione di Udine ci sono 2 moschee, si finisce per dimenticare che proprio lì, e non da oggi ma da secoli, c'è una parrocchia. Anzi, la chiesa del Carmine è un punto di riferimento delle comunità immigrate di questo quartiere multietnico e noi, infatti, andiamo dal parroco Don Giancarlo a mostrargli i dati sui residenti nel quartiere, da cui emerge che gli stranieri sono ormai maggioranza, anche se solo in alcune vie di Borgo Stazione. Ciao Marco, ciao, benvenuto e ben arrivato. Registri di battesimi, matrimoni, defunti. Che parte dal? 1600 sono i carmelitani, poi 1700 sono arrivati i francescani e 1800 è arrivata la parrocchia. Prima la chiesa, la parrocchia era in Piazzetta del Pozzo dal 1200 e qualcosa. Che colori, Un mondo a colori. Cosa ti colpisce? La quantità di presenze, un mondo plurale, no? In questa chiesa del Carmine c'è il corpo, le spoglie mortali di un frate francescano che nel 1300 è andato in Cina. E questo è bello perché oggi abbiamo come una specie di ricambio di visita con i cinesi che sono qui nella parrocchia e anche nel quartiere. Ecco, in Viale Leopardi 4 bar, tutti cinesi. Ah, ecco. E i cinesi sono la terza comunità di Borgo Stazione, terza comunità straniera di Borgo Stazione, un'ottantina. I primi sono i ghanesi, vedi, ghanesi, cinesi, pakistani, Bangla, c'è di tutto qua. Sì, quindi dal 1300 che coltiviamo relazioni. C'è tanta Europa, ci sono le badanti ucraine. Quando vado a trovare gli anziani, meno male che ci sono, perché altrimenti sarebbero destinati alle case di riposo, ma un conto è rimanere in casa, in un ambiente familiare di relazione, un conto andare in una casa di riposo, ovviamente. Il calzolaio di via Aquileia, il sarto cinese di via Aquileia e l'altro era l'albanese, il barbiere, tunisino, no? Questi l'artigianato oggi è preso in mano da queste persone, quindi il passaggio di testimone, per fortuna, altrimenti non ci sarebbe più. E allora scendiamoci nel quartiere della presunta perdizione e incontriamo la sua gente, un ghanese e un afgano. Li incontriamo in Piazza della Repubblica, dove c'è il Palazzo di Vetro, uno dei monumenti di questo quartiere. Ho la mia partita IVA, lavoro da solo per conto mio. A volte vado con i miei amici artigiani, lavoro con loro. Io sono ex presidente della Ghana National Association. Questa è l'associazione che unisce tutti i ghanesi in Friuli. Sei andato a scuola qui? Sì. Dove? Un po' a Malignani, poi De Ganuti, perché abbiamo anche i negozi qui vicino e perciò sì, passiamo la giornata ogni tanto qui per prendere il caffè, per trovarci e magari quando uno è in viaggio e il treno è in ritardo ovviamente passerà. Io aiuto tutti i ghanesi quando uno ha problemi che riguarda il suo permesso di soggiorno ovviamente. Devo vedere la situazione, andare in questura, trattare con loro e vedere ciò che manca. La questura è disponibile? Disponibilissimo, soprattutto il questore è molto disponibile e anche il commissario è disponibile. Sì. Dopo la manifestazione, cioè tanti erano arrabbiati per quel famoso frase che avevo fatto. Ma quale frase? Cioè è una frase del primo presidente del Ghana che dice: quando i diritti degli immigrati vengono negati o ritardati si verificano eventi violenti. E questa è un'affermazione abbracciata dappertutto e è la verità, non dobbiamo nascondere la verità, che si combatte per avere i diritti, cioè non in modo violento. Il signor qua è il primo presidente
della Ghana National Association quando è stato formato a Udine. Come si chiama? Udro Mensa. Siamo a Udine sotto uno dei palazzi costruiti sotto Benetto, tanto per intenderci. Anno 35. Palazzo si chiama, detto volgarmente, Palazzo di Vetro. Conoscevi questo palazzo? Sì, un po' sì. Secondo me questo quartiere è un simbolo di integrazione. E questo palazzo che c'entra con l'integrazione? Perché l'architettura è sempre stata integrazione. Sono rari i momenti in cui l'architettura è integralista in tutti i sensi, perché c'è sempre un'unione tra vecchio e nuovo. Perché questo quartiere è stato abbandonato? Tanti non lo sanno che questo edificio negli anni 50 era completamente abbandonato e disabitato, anzi ha rischiato la demolizione. Se non fosse stato per l'intervento della regione, questo edificio sarebbe stato demolito e costruito con le stesse altezze di quello che vediamo alle mie spalle. Insomma, non è male la metafora presa in prestito dall'architettura per descrivere un quartiere molto complesso, pieno di problemi, ma di una ricchezza indescrivibile, come quella delle sue comunità, non solo i ghanesi, che sono i primi di questo quartiere, che con appena 2200 residenti conta ben 64 popoli, incluso quello italiano. Un quartiere multiculturale che forse può proprio ripartire dai suoi beni culturali, dalle sue architetture e dal Palazzo di Vetro, opera di un grande architetto friulano come Hermes Midena, che tante opere ha regalato alla città di Udine e ne ha voluto donare una proprio nel quartiere della stazione. Ed è anche di questo palazzo che si parlerà negli spettacoli previsti alla festa del 16 marzo in Borgo Stazione. Un'occasione di rinascita all'ombra del palazzo di Hermes Midena nel segno di una tradizione secolare. Sono una cittadina di quasi 80 anni, abito in via Aquileia, che è considerata attualmente Borgo Stazione. Il mio medico è effettivamente in Borgo Stazione e per andarci ho problemi di sicurezza, devo affrontare problemi di sicurezza. Se chiamo l'assistente sociale mi dice che il sanitario non la riguarda. Se chiamo